495 contagi in 24 ore sui 1603 totali del Veneto, solo nella provincia di Padova, che detiene il primato anche sul fronte dei casi attualmente positivi, 3.709. Sono numeri che indicano un continuo aumento, quelli registrati dal bollettino quotidiano di Azienda Zero, con il territorio uganeo che conta un terzo dei contagi. Anche sul fronte ricoveri la situazione non migliora. 17 i pazienti in terapia intensiva negli ospedali padovani, 79 nei reparti ordinari. Una tendenza che fa già preoccupare per Natale. Nel 2020 era stato quello il periodo del picco. Se guardiamo quello che è successo l'anno scorso, potrebbe, magari non con quella intensità, eravamo arrivati anche a 1000 positivi l'anno scorso a dicembre, intorno a Natale, che poi c'è stato il lockdown rosso, non so se ve lo ricordate, che è stato chiuso tutto. Però dobbiamo anche essere consapevoli che dobbiamo guardare quello che è successo, perché non possiamo dire no, quello che è successo ci deve indurre nel studiare, nell'essere prudenti. Un virus cambiato rispetto a quello del Natale 2020, più infettante, spiega la dottoressa Gottardello. Perché abbiamo la variante Delta che è più infettante, non è più pericolosa, nel senso che abbiamo visto che tutto sommato non è più pericolosa, però è più infettante. Cosa vuol dire più infettante? Che si diffonde di più tra le persone e quindi questo ti può dare più casi. Le armi in nostro possesso sono i vaccini, continuano gli esperti, e le buone pratiche che conosciamo, in primis l'uso della mascherina. Non mi stanco mai di dire che il terzo elemento è in mano ai cittadini. Cioè noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma il terzo elemento è in mano ai cittadini.